ti chiami? Mi chiamo Addis Giuseppe. Dove vivi? Vivo a Lodè, come voi. Lavoro qui, ma vivo a Lodè. Dove lavori? Lavoro qui al cantiere, io sono il responsabile amministrativo tecnico dei cantieri, ripeto, di Sant'Anna e di Samela. Qual è il tuo compito? Allora, il mio compito è di gestire, organizzare lavori, antincendio, personale e controllo dei vari cantieri dove sono gli operai. E animali abitano in questi luoghi? Fare l'elenco degli animali che abitano in questi punti è difficile, ce ne sono tantissimi. Cominciamo? Cinghiali, volpi, guffi, aquile. L'ultima che abbiamo liberato è l'aquila del Bonelli. Il Barbagianni che è un amico mio, che lo conosco perché l'ho salvato io una volta. Quali sono i compiti dell'Agenzia Forestas? I compiti dell'Agenzia Forestas è di salvaguardare, proteggere i boschi. Quali sono le piante più diffuse in questo cantiere? Le piante più diffuse in questo cantiere è la macchia mediterranea. Cos'è la macchia mediterranea? Diciamo il corbezzolo, la sacchessa in sardo. Poi c'è il bosco più evoluto che è il leccio, la sughera, come piante nostre particolari della Sardegna. Qual è la minaccia più grande per le foreste? La minaccia più grande delle foreste sono purtroppo gli incendi, che distruggono in un attimo tutto il lavoro che si è fatto magari in 20, 30, 40, 50 o 100 anni che fa il bosco. Per proteggere il bosco noi abbiamo personale che sono operai, ma non bastano solo loro, abbiamo bisogno anche di mezzi. In questo caso vi presento due tipi di mezzi. Uno che è molto più veloce, prende soltanto 700, 500, 700 litri di acqua, è molto più veloce, arriva prima possibile all'incendio. Sarebbe il primo che arriva, che è più stretto, anche nei posti più infermi arriva lui, questo mezzo. Poi ho quest'altro tipo di mezzo che si chiama Unimog U20. U20 vuol dire che carica 2000 litri di acqua, però questo è molto più lento. Però una volta che arriva interviene e fa tutte le cose possibili e immaginabili. Il mio personale ruota, abbiamo coperti dalla mattina alle 8 fino alle 9 della sera come personale disposto per intervenire nell'incendio. Ok? Dopodiché io ho in dotazione, in forza, anche i punti di avvistamento. Cosa sono i punti di avvistamento? I punti di avvistamento sono le vedette, che le abbiamo dislocate un po' dappertutto. Tutti ci vedono, perché sono dappertutto. Io ho 24 giorno e notte che c'è il personale che controlla, giorno e notte. Questi signori hanno il compito di allertare il responsabile, chi è il responsabile di turno, oppure le basi che abbiamo, Farcana e quant'altro, dove ci sono gli elicotteri. Noi gli diciamo: no, guarda che c'è un incendio. Dov'è l'incendio? È in questa zona. Cosa interessa? Se interessa un bosco, non bastano questi mezzi. Dobbiamo far intervenire chi? I signori che volano. Prima di tutto gli elicotteri, che ne abbiamo una ventina adesso dislocati in tutta la Sardegna. Quando l'incendio è molto grosso, allora intervengono anche i carabinieri. La speranza è sempre che non mettano fuoco. Educate le persone, non mettano fuoco. Quando avvistiamo un incendio, chi dobbiamo avvisare? Premetto che noi siamo sempre a vista, vediamo tutti gli incendi, ma voi una cosa che potete fare è chiamare il 1515. Segnalatelo e allontanatelo, perché l'incendio è molto, molto pericoloso.
chiedere da quanto lo facevi da questo lavoro? Comunque fino al 2019 sono 35 anni che faccio questo tipo di lavoro. Alla fine voglio siete sicuri, mettetelo. Sì, è questo. No. Come si chiama? No. No, allora. Questo da mettere. Sì, quella. Lo posso dire? Il cinestro, il cinestro.